circa 4 giovani drogati, insomma, si sono bucati nel retro della chiesa, sugli scalini, pieno di siringhe, sangue dappertutto, spaventando anche e soprattutto coloro che abitano lì, nei dintorni, insomma, no? In quartiere Altobello a Mestre non c'è pace e il parroco è esasperato di fronte a questa situazione. Sangue, siringhe, atti vandalici, risse e intimidazioni ai cittadini sempre più spaventati di uscire di casa. Per me è una grande preoccupazione soprattutto per i bambini, prima di tutto, perché passano di lì tutti i bambini che vanno alla scuola materna che nelle vicinanze, gli anziani, la paura di essere derubati, maltrattati, eccetera. Ho evitato, non so, di andare a teatro, di iscrivermi all'università della terza età perché bisognava tornare a casa in orari per i quali avrei avuto paura, insomma. E vedo una realtà che io non conoscevo. Io ho visto ragazzi dietro a una strada di via Piave alle 6 del pomeriggio, una coppia che si drogava tranquillamente lì davanti a tutti quanti. Vorrebbe più controllo sul territorio, indubbiamente controllo sul territorio. Per questo è partita una petizione. La nostra richiesta è di riattivare le forze dell'ordine nei servizi necessari per il quartiere, nei servizi di pubblica sicurezza, di controllo, vigilanza, ma anche di miglioramento dei servizi sociali, di assistenza a queste persone perché non si trovino nella condizione di drogarsi, insomma. Don Roberto è convinto che la pressione dei controlli su via Piave abbia spostato spacciatori e tossicodipendenti anche nel quartiere Altobello. Noi non facciamo a tempo a pulirla davanti alla chiesa che è sempre sporco, è gente che viene e butta lattine, eccetera, eccetera. E soprattutto le parti laterali della chiesa che sono un po' nascoste, in modo particolare adesso c'è anche questo cantiere qua che effettivamente ha un po' come dire, facilitato questa cosa perché di solito si vedono dei giovani già ormai maggiorenni che vanno, cercano in mezzo ai vasi i vasi che ci sono qui laterali, droga sicuramente. Il quartiere è cambiato, racconta uno dei membri dell'associazione Altobello in Cammino che lì vi è cresciuto. Cambiato totalmente, diciamo, gli abitanti, la popolazione di questa zona qua. Con questa cosa noi ci siamo sempre esposti nel discorso di integrare questa gente, però c'è sempre un muro che forse ci vorrà un paio di generazioni come è stato in tutto il mondo.